Lo sentite? Cioè, ragazzi. Oh, porca miseria. Miseria! Cioè ragazzi, lo sentite? Qualcosa sta per qualcuno la sala cinesca! Apri, cretino, sono rimasto chiuso fuori senza chiave. Apri, pure avvicinare questa porta. Ma lo sta facendo ovviamente dal lato opposto, dove non si vede, in modo che ne possiamo dire che sicuramente sta un fantasma là fuori che sta sbattendo la porta della sala cinesca, ragazzi! Sta succedendo qualcosa di paranormale! Ma quale paranormale, imbecille, sono stariano! Maledetto. Ragazzi, avete visto la porta? Ragazzi, avete visto la porta? Ragazzi, avete visto il frigo? Ragazzi, avete visto come muoio Ruces? Ragazzi, avete visto la madia? Ragazzi, avete visto il libro? Ragazzi, avete visto il cassetto? Vabbè, prendiamo questo gioco. Mi è venuta un'idea. Ma io devo fare presto, mi raccomando, non alzate la voce, devo approfittare che Vox è in bagno alle prese con i suoi peperoni per bruciare questo maledettissimo gioco e farla finita una volta per tutte. Anzi, mi è venuta un'altra idea. Se c'è una persona che può darci delle informazioni su Infinitum, è proprio lui. Se c'è un deficiente che può mettere fine a questa farsa di Infamitum, è proprio lui. Maronno, quando si brutti in versione stato, voglio. Quello è il reale calco facciale del bisnonno di Debbie. Questo è il fintissimo calco facciale di un deficiente del bisnonno di Vox. Ehi, sei un bisnonno di Vox, è bravissimo. Aiutami. Aiutami! Ma zitto, cretino, questi sono EVP, non devi parlare tu ci sei stato, non mi hai parlato. Cretino, aiutami che sono rimasto incastrato in corna catena. Questa è una colica, non è una rosata questa. Ma te stai zitto, lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare questo cacchio video per quarantena? Puoi dirmi qualcosa? Sì, che quelle che state utilizzando per riempire il vostro canale in questo periodo di quarantena sono tutte struzze, sono tutte delle messe in scena falsissime. Ma giù, e basta, guardate come mi sono ridotto per parlare di voi. 40 anni, 30 anni. Appena sentito dai rumori. Ci risiamo. Mannaggia Cristina Davina, mannaggia, ci risiamo, aiù. Mi sono appena svegliato e Vox non è più nel letto al suo posto a fianco a me. Ma non se ne chiudono chi stanotte, sono di nuovo le 3 di notte, ma speriamo che non serva stanotte da messicano, stu scemo. Ma sono impazzita. Ma adesso dove cavolo starà? Dove sarà andato? Madonna, speriamo veramente che non sia uscito un'altra volta vestito da messicano. Sei figure in merda. Guarda, io non capisco perché tu non chiedi ancora la pensione di invalidità. Stiamo a sentire, secondo me stai perdendo un sacco di soldi. Oh mio Dio! Oh mio Dio, non c'è più la ruota! Oh mio Dio, ovviamente qualcuno fuori inquadratura ha semplicemente svitato la ruota, come si vede anche dal cacciavite poggiato vicino al gioco. E adesso sono costretto, senza ovviamente un apparente motivo, a correre per tutta casa, aprire cassette, aprire frigorifero, forno, qualsiasi cosa. Devo aprire, mannaggia miseria, mamma mia. Perché devo fare questo? Perché devo simulare un po' di panico che in realtà non c'è.
niente da fare, niente da fare. Io ci avevo sperato e anche questa volta niente da fare. Come succede ormai da 2 o 3 anni a questa parte, ma anche prima, che ne parliamo da 2 o 3 anni, ma anche prima succedeva così, purtroppo ci sono sempre quelle 10-20 cose che non filano, che non riportano all'interno di questa farsa che qualcuno ci vuole spacciare per realtà. E mi raccomando, non ci chiamate per fessi, perché noi possiamo essere tante cose, ma proprio fessi non siamo, perché c'è una bella differenza tra dire noi non costringiamo nessuno a credere che questo sia fake o reale e dire invece questa è tutta finzione, perché nella frase io non voglio convincere a nessuno che questo sia reale o fake c'è ancora un'ammissione o una possibilità che quello che state facendo vedere sia reale, e questo non elimina assolutamente la possibilità di emulazione da parte di persone e soggetti sensibili che sono fomentati da queste pratiche molto spesso illegali, ma soprattutto pericolose. Dell'illegalità ci interessa poco perché sono fatti vostri, ma soprattutto pericolose, e comunque il fango addosso alla categoria dei ricercatori sul paranormale viene ancora buttato. Quindi chiamiamole col loro nome: delle farse spacciate per realtà. All'interno di queste farse spacciate per realtà ci sono ancora una volta, come sempre, quelle 10-20 cose che non riportano. Come dite? Quali sono questa volta tra le 20 cose che non riportano le più interessanti? È l'imbarazzo della scelta, sinceramente non saprei scegliere a sto giro. Ma diciamo che ne ho prese 2 sopra le altre per particolari demeriti sia scenografici sia storici, ma soprattutto da un punto di vista di logica e di scrittura teatrale. Mi perdonino tutti gli attori di teatro e di cinema se faccio ogni tanto questi paragoni azzardatissimi, ma per adesso non trovo altro appellativo plausibile. Punto primo. Ci avete fatto caso, soprattutto a inizio video, che tutti i fenomeni paranormali che si manifestano all'attore principale, al boss delle palesi interpretazioni teatrali, avvengono ovviamente fuori inquadratura, quindi dall'altro lato o in una stanza dove non c'è il cameraman che in quel momento inquadra il fenomeno, e quindi non esclude assolutamente la possibilità che ci sia un complice dall'altro lato ad effettuare magagne e manovre per creare l'artefatto. Faccio un esempio: il portone sbattuto, la porta che si chiude, i rumori vari all'interno di un garage con inquadrature molto strette e vaste aree ovviamente non inquadrate. Ma cosa ci ha fatto venire il dubbio che ci potesse essere un complice? A parte l'evidente recitazione di scarsissimo livello, perché ovviamente gli attori sono ben altri, ci avete fatto caso che ogni volta che si manifesta una presunta attività paranormale, l'attore in questione fa di tutto per perdere tempo e non recarsi immediatamente nel punto esatto in cui si svolge il fenomeno, lo pseudofenomeno paranormale. Faccio un esempio, e mentre faccio questo esempio contestualizzatevi all'interno di una situazione. Voi siete all'interno di un garage, come era il nostro attore. Il portone sbatte, ci sta che la prima volta magari siete un po' impauriti, rimanete un attimino sulle vostre, fermi, poi vi avvicinate, aprite la porta e non c'è nessuno fuori. Ci sta? La seconda volta un po' meno, la terza volta io mi romperei le scatole, immediatamente mi recherei verso la fonte del rumore, aprirei subito la porta e vedrei chi cacchio c'è, perché è successo una volta quando l'attore era dentro verso l'esterno. E ci sta che comunque hai perso quei 20-30 secondi nei quali la tua complice fuori può benissimo essersi allontanato, nascosto dietro la macchina che era fuori al garage. Tu apri la porta, Gesù, Maronna, sta andando, Gesù, a terra c'è la terra, in giro ci sta il cielo, qua non c'è nessuno perché se ne è scappato dietro la macchina. La seconda volta l'attore è fuori, il fenomeno si svolge dentro. Dopo il taglio di inquadratura ovviamente l'attore da fuori vede la porta all'interno chiudersi con violenza. Lui cosa fa? Aspetta giusto quei 10 secondi, va verso la porta, la apre, immediatamente non inquadra tutta la scena una volta entrato nel garage per far vedere che a terra, magari seduta in basso, non c'era l'attrice che era semplicemente accucciata dietro la porta, inquadra dritto, sta altri 20 secondi guardando il garage, si rigira e inquadra a terra, pacciando quell'ambiente libero da eventuali complici. Non siamo fessi, cioè tu puoi fare scema a Saveriano per dire, ma non puoi far fessa a noi, dai. Magnami, voglio bene. Dai. Ma veniamo all'opera d'arte in tutti i sensi, in realtà, un'opera d'arte in tutti i sensi, perché in questo caso parliamo letteralmente, come dicono gli stessi attori, di un calco originale in scala, quindi del volto di un essere vivente o presumibilmente tale. Ora, ci sarebbero 45 domande più o meno da un punto di vista storico per l'uso e le attitudini che si facevano circa 150 anni fa dei calchi, in realtà non è assolutamente un calco, dei ritratti artistici in gesso, dei mezzi busti verso dei privati. Intanto da privato era molto difficile accedere a una realizzazione di un mezzo busto, a meno che tu non eri un personaggio talmente noto, talmente famoso o comunque di rilievo
rilievo sociale che ti dedicavano addirittura un mezzo busto, ma i calchi, da che mondo è mondo, prevedono una matrice. Quindi il calco non si fa con un soggetto animato esterno, si fa con una matrice che viene riempita o comunque viene fatta una colata esterna di gesso, o meglio ancora vengono messi dei bendaggi di gesso se si tratta di una maschera mortuaria. E vi invito, approfitto della citazione, vi invito a visitare la maschera mortuaria di Dante, che è meravigliosa, Palazzo Pitti, Firenze. La maschera mortuaria con i bendaggi di gesso che si indostavano, che era l'ira di Dio, ovviamente si indostavano, si indurivano, e quindi ti rimaneva il calco, e poi c'era tutta un'operazione di asportazione e di riempimento con le resine, e si rifaceva il calco, eccetera eccetera. Il problema è uno: io penso che questa operazione credo sia stata fatta, io non credo sia stata fatta su un essere umano, perché già da un punto di vista di scale non riporta, a meno che non era un hobbit la persona del calco, perché le misure non riportano, cioè è fuori ogni proporzione umana quella cosa. Ripeto, fatto eccezione per gli hobbit, ok? Presumiamo che non fosse un hobbit questa persona. Il calco mortuario in teoria dovrebbe essere fatto o appunto post mortem, oppure se era un calco di una persona vivente, quantomeno con gli occhi chiusi. Perché voglio vedere a te a metterti delle bende con lo gesso liquido sugli occhi aperti. Sapete invece a me cosa mi ricorda? Sapete invece a me cosa mi ricorda? E questa cosa mi è stata confermata poi qualche video più avanti, quando parleremo poi dell'evoluzione di questa fantomatica storia che ho capito che siamo Infinitum, perché non finisce più, praticamente sta stando puttana da febbraio che dovevano rimanere chiusi a casa fine, e poi chissà quando usciremo. A me ricorda un'altra cosa: siete mai stati nei mercatini dell'usato? Avete mai visto quelle statue di gesso di bassa fattura da pochi euro? Ecco, a me mi ricorda quella, mi ricorda qualcosa del genere, magari veramente non dipinto in origine, magari l'hanno dipinto loro dopo averlo acquistato. A me mi ricorda più una statua dei mercatini dell'usato. Ora non so voi, non vogliamo assolutamente dire che quello non sia una persona esistita. Abbiamo scoperto dopo io piango perché io lo so che vanno a finire, perché poi sappiamo nei video dopo abbiamo scoperto chi era. Dico io, no, ma potevate aprire un canale di pescheria, no? Aprivate un canale di pescheria dove spiegavate la differenza tra i merluzzi, tra le sarde, tra gli sgombri, non lo so, oppure ma proprio il paranormale da parlare, cioè, ma perché? Una qualsiasi passione che non è nostra la potevate fare, porca di una miseria. Potevate fare ad esempio corsi di cinema, no, corsi di cinema no, perché ci avete provato e avete fallito. Potevate fare corsi di regia, no, corsi di regia no, perché peggio ancora, lasciamo perdere. Potevate fare corsi di recitazione, no, lascia stare recitazione per amore di Dio, mamma la recitazione. Che potevate fare? Ecco, un canale dedicato alla preistoria. Un canale dedicato alla preistoria. Differenze tra i vari triceratopi e le loro abitudini alimentari e post-alimentari. Secondo me, in quel caso, successo assicurato. Gesù bambino, dire un po' che tu siamo passagni, può essere una tragedia, un dramma per una parte del mio corpo, fegato, milzo, sto morendo a rate. Se anche questa volta ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale, mi raccomando. Prima di condividerlo con i tuoi amici, vai dal gessista più vicino, vai dallo scultore più vicino del tuo paese, fatti fare una scultura, non ti far fare un calco, perché sennò potresti anche rischiare la vita. E noi, come sempre, forse, perché noi non costringiamo nessuno a credere che la prossima settimana uscirà o meno un video. A casa mia si chiama paraculaggine questa, per chiudere la parentesi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao, aiuto! Stai tipo 20 secondi, ok? Aspetta, non ho capito, 20 secondi sulla tua faccia? No, 20... sì. Vabbè. Il laterale è fantastico. Basta. Ok, sì. Ho premuto rec. 3, 2, 1. Porco. No, non potete dire che è successo dietro di te. Sì. Vabbè, basta. Ripremi rec.